No, I'm not a writer. Buongiorno Italia! Allora, puntata di oggi, chi c'è? Io e cane pericoloso oggi. Sì, oggi andiamo in solitaria. Andiamo, porca troia, devo leggere prima dove andavamo. Aspetta un attimo. Ok, ho letto. Allora, andiamo al torrente Arzino a Vito d'Asio, provincia di Pordenone. Io ho già presegnato i parcheggi e spero che sia agibile il parcheggio quello più vicino ai posti più tattici, perché poi c'è zona e zona. Io avrei prepuntinato maggiormente una zona dove c'erano tutte queste cascatelle, i cazzi naturali, là, le piscine naturali, hai capito? Però da Google Street View, cioè io mi anticipo così, no? Mi cane, benzina, cosa abbiamo? Un terzo di serbatoio, ma sì, andiamo via così, stiamo più leggeri. Abbiamo scelto per partire le 14:16, il pomeriggio più affoso che c'è, il sabato 5 agosto, sì lo so, sai che le puntine arrivano un mese dopo, no? Allora, aggiornamento tattico, non venirmi addosso. Abbiamo fatto l'acqua, cioè io ho fatto l'acqua, cioè no, non che vabbè, insomma ho riempito il camper di acqua e adesso però devo anche svuotarla, non posso andare su pieno, io ho bisogno della doccia, voglio farmi la doccia, sto tutto in petaiz, come si dice da noi, che vuol dire appiccicoso, ma nello specifico in petaiz significa appiccicoso dal caldo, cioè quindi capisci che ha tutte le sue sfumature, no? E fatto sta che qua ombra non ce n'è, porca puttana, decine di chilometri che si va e non c'è più un cacchio di ombra, ci avete ciulato tutti gli alberi. Necessito di fare la doccia. E dove facciamo la doccia, Amy, oggi? Dove abitiamo in questo momento preciso? Oggi abitiamo a Ca. Buono, cazzo. Ma la cruscatina alla marmellata. La doccia davanti a un vigneto. Buono. Un vigneto. Ho rimosso la virilità. Vabbè, mi dava troppo fastidio con i gelati che non riuscivo a mangiare. Un po' mio no. Per adesso no, quest'inverno magari l'apprezzerò, che mi tiene anche caldo. Per adesso niente per lui. Cane, come fai tutta sta caldo? Se qua all'ombra si sta da Dio. Perché è tutta agitata, no? E più ti agiti, più aumenti la pressione sanguigna e di conseguenza si alza la temperatura corporea, no? E lei, essendo un pitbull, è un cane, cioè dopo dipende sempre da soggetto a soggetto, ma sono cani abbastanza, diciamo, agitati, no? E quindi sono abbastanza su di giri. Ne consegue che è vero cane, come mi insegni tu, si è su di temperatura. Perdere la barba quando si fa sera, scopri che nel viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, tamponi un po' di gente, mi sto allenando a diventare il vecchio col cappello, solo che invece dell'appunto io avrò il camper. Pensa che da sta strada qua, quella che da Villotta a Porta in Montagna, una volta con la Smart mi era venuto un attacco di panico, no? E avevo il climatizzatore acceso, quello è il punto. Ho dovuto fermarmi, prendere gli ansiolitici, aspettare che passasse il tutto, diciamo, e poi ripartire. Adesso la sto facendo senza clima, senza niente, beato e tranquillo, e c'è molto più caldo di quell'anno lì. Come mai? Acqua e solo acqua, cazzo. Lo stress, l'ansia, gli attacchi di panico vengono causati da un eccesso di cortisolo, quello te l'avevo già detto, l'ormone dello stress è una schifezza che viene prodotta dal nostro cervello e per buttarla fuori ci vuole acqua. Tieni conto che la disidratazione produce il cortisolo e il cortisolo produce disidratazione. Pensa a te, no? Il cane che si morde la coda.
circolo vizioso. Dopo ovviamente meno carboidrati, niente Coca-Cola perché ha zuccheri e niente alcolici, ma quello vabbè, non è che io bevo. E sarebbe da tagliare anche le sigarette. So, porca di quella truia. So, se fossi già arrivato avrei fatto il bagnetto adesso, ma ho paura. Che ore sono? Fammi vedere il time. No time, no space. 16:48. Secondo il navigatore sono su in 32 minuti, ma sai com'è il navigatore, sai come sono io quando guido. Eccolo là. Sarò in 50 all'ora, 60 all'ora. Ma è troppo rilassante, motore in coppia e mi godo tutto il panorama, è quello. Ma me lo godo nel senso che veramente ci entro dentro al panorama. E le ho fatte io queste strade ai 200-300 all'ora, però non è la stessa cosa. So che ti chiederai con cosa 300 all'ora, te lo anticipo subito, ho avuto 2R1, però anche lì cioè, eri sempre concentrato sulla strada, cioè, non ti godi niente dei posti, non puoi mai trovare niente di carino a fermarti perché non fai mai a tempo oppure proprio non lo vedi. E così, stupendo cazzo, bellissimo, bello, da provare, da capire, prima da capire, poi da provare. Eccoci qua, siamo quasi arrivati nella montagna, siamo nella montagna, frega niente, vabbè, però io volevo dirlo, volevo fare un po' di diario di bordo, no? Un po' dire, giorno tot, ora tot, siamo qua, giorno tot, ora tot, siamo là, e te no, vero cane, te dici cosa sono ste cagate, vabbè, a me piace, dai. Sono il vecchio col cappello, cantautore menestrello. Se non piove mi porto via l'ombrello e nessuno capisce mai perché. Pepe, girasoli, siete appassiti anche voi. Cazzo, varranno la testa in giù, ci hanno rinunciato al sole questi. Hanno detto no, basta. D'altronde no, in Slovenia fanno le cose intelligenti, là ci sono tante strade con gli alberi, tipo anche la zona Caporetto. E così è la strada ombrata, no? Qua crepi dal sole. Da noi sono troppo rincoglioniti, che roba, centinaia di KM senza mai un albero. Chissà se ci si passa in due qua, vediamo. Si passa. Avevo chiesto gli alberi, ecco gli alberi, vedi, è la divina provvidenza. Io chiedo e lei provvede. Sì, magari non è proprio sempre così, però insomma dai, è carino dirlo. Allora, diciamo che fino ad ora la strada è molto facile e piacevole da fare. Ecco, come non detto, ripidume 15% adesso hanno segnato. Mal che vada andiamo su in prima. Capo, stenta tu. Bru. Stenta il vostro. Bravi. Senti che potenza. Ma in terza e forse ci sta anche la quarta. Proviamo o è meglio di no? No, come non detto, torna in terza. Fai il figo te con l'Alan Sorrento, là, i figli delle stelle, vai. Dai rincoglioniti, andate fuori dal cazzo. Bravi, mi volete mica fermare qua, grazie. Poi mi fermo qua e adesso avanti. Bravi, l'importante è che non mi avete fermato in salita, vedi? Quello era uno sveglio, bravo. E cazzo, castello di Ragogna, ci sono già stato. Adesso qua devo girare a sinistra, grotte di Pradis. È che sono tutte quelle cose, che ci sono certe cose che io ho penato anche in smart in salita, hai capito? Quindi non lo so dopo col camperino se ce la fa, c'è da studiarle prima con calma, te capi? Adesso mi taccano i tornanti in house, però questi sono in discesa adesso. Buono che sono in discesa, molto buono. Dai che stuo, se no mi consumo la GoPro. Ma quanto bello non è qua in mezzo agli alberi? Ehi là, Nino, capito vuol fare Valentino Rossi, ma fallo in del tuo, non in del mio. Gli ognuno nel suo. Sì. Cazzo è qua? Una borsetta con col pane, cazzo ho messo. E io pensavo fosse un cadavere, invece. No, queste sono salitine, no quelle di prima. Cavolo, è che con la GoPro non capisci mai le altezze delle cose e le ripidità, perché ha un grandangolo strano, è tutta strana la GoPro. Ok, ecco la ciabatta. Allora, intanto mi ributto in strada un attimo.
e devo fermarmi un attimo a qualche parte per pensare, perché noi andiamo su dopo, no? Il punto che avevo segnato io di fare, ma troppo su c'è la montagna, cazzo mi butto dal parapendio mentre eccolo là, il fiume là sotto e è già pieno di gente. Fa vedere qua, vedi, tutto strapieno, cazzo, culo. Dove mettiamo la casa qua? Gira. Allora, com'è il culo là? Buona. Se facciamo passare sta macchina qua. Vai. Salud. Guarda che manovre, mamma mia, sono grande cazzo. Sì, sono grande, ma non so dove mettere il camper qua. Ma voi non potevate andare a Jesolo, cazzo? Io da Jesolo vengo qua per evitare tutte queste rotture di coglioni. Cane, cosa dici? Oh. Così è la vita, cane! Guarda là, ara là che ho già cattato il parcheggio. Aralo qua, perfetto. Siamo altini, niente, bisogna fare la camminatina. Bello, no un cazzo, dai che forse si scende. Dai! Qua. Non c'è ombra, no, vero? Chiedevo troppo. Però da qua si scende, area divisione Giulia, quindi io parcheggio anche qua se qua si scende. Sì, se non andiamo giù. Non pinciamo il tipo. Però fammi pensare, altre 20-30 manovre. Mi ci voleva la telecamera. Bravo. Che parcheggi. Ecco là, wow. È diventato un grande ragazzi. Qua. Allora, io adesso accendo il gas e che siamo un bel po' inclinati. Di solito ho sentito dire che i gas quando sono inclinati non funzionano. Allora, la fiammella qua si è accesa, adesso vediamo se mi sta online. Ok, è stato. Attaccagli anche le ventole che si raffredda. Che caldo, boia. Sperimentiamo il camper spiaggistico. Allora, il camper spiaggistico io l'avevo studiato così. Quando è ora di spiaggiare, di fare le cose spiaggiose, no? E come mi ascolta con molta attenzione, è un cane molto attento. E qua ho messo la borsa, vedi? Tac. Quella è tutta ingroppata perché c'ha le cose. Questa invece è quella da spiaggia. Hai capito? Understand? Ok. Allora, qua dentro cosa ci abbiamo messo? Il costume ce l'ho già su, quindi questo è in più. Lo mettiamo, dove lo mettiamo il costume in più, Emi? Costume in più di ricambio qua che c'è un asciugamano della spiaggia là. Ecco, in qualche modo là. Poi, ehi là, cazzo se siamo inclinati, l'ho messo sia in marcia che col freno a mano, quindi è il bau. Ormai. Vediamo se è acceso il frigo. Sì, è rimasto acceso. Ok. Allora, stavamo dicendo, quello non servirà, l'abbiamo tolto, vero cane? Poi ci abbiamo l'asciugamano, il braccialetto galleggiante per la GoPro, perché noi abbiamo questo qua, quella subacquea, Emi, che dopo possiamo fare così, no? Guarda Emi, aspetta, così, bene, sì. E lei fa le cose subacquee, capisci? Noi facciamo i cazzi nostri, oppure la tieni così non la perdiamo, ecco, anche due cose in one.